4 mesi senza pioggia che stanno provando le coltivazioni di frumento e orzo, soprattutto nella bassa padovana. In questi giorni poi stanno riprendendo anche le semine e il perdurare della siccità potrebbe mettere in crisi la germinazione. Secondo Coldiretti, l'inverno secco sta minacciando il 30% della produzione agricola. 120 giorni senza pioggia ha portato veramente serie problematiche in maniera trasversale a molte aziende agricole del territorio. In questo momento abbiamo colture nel pieno della loro crescita e ci stiamo preparando per tutte le semine, per cui la pioggia prevista nei prossimi giorni è aspettata con grande trepidazione. Secondo le previsioni meteo, la pioggia dovrebbe arrivare nel nostro territorio nelle prossime ore, dando un po' di respiro, con la speranza che ad aprile non si presenti il problema delle gelate tardive. Le gelate tardive possono porre dei problemi veramente importanti. In anni scorsi abbiamo visto perdite di produzione oltre l'80-85% e queste vanno a colpire appunto tutto il mais, tutto quello che viene seminato nei prossimi giorni, va a colpire tutta la parte orticola e va a colpire in maniera importante la parte di frutta.